Buongiorno a tutti ragazzi, aggiornamento sul tifone Agibis. Come potete sapere, già ieri, in questi giorni ne abbiamo parlato. Ieri però ragazzi ha investito in pieno la centrale nucleare di Fukushima. Se vi ricordate è stato un disastro nel marzo del 2011. Purtroppo l'area, ragazzi, come ben si sapeva, è stata colpita da moltissima pioggia torrenziale, più o meno dalle 20 alle 23, quindi ben 3 ore abbondanti, e l'agenzia meteo aveva previsto un alto rischio di, di livello 5 su 5 su inondazioni e frane. Quindi in effetti si pensa che adesso tutta quest'acqua che camminava è tutta radioattiva, quindi si è arrivate in mare, ragazzi, anche perché facendo tutto questo casino di acqua per terra nelle zone, altamente radioattive, ha portato con sé le radiazioni in mare, anche perché giustamente è andato a finire tutto in mare. Ciao avvocatella. Quindi tutta quest'acqua che il tifone Agibis ha fatto su Fukushima ha fatto sì che tutta l'acqua radioattiva andasse a scaricarsi in mare, quindi sempre cose peggio su peggio, quindi, ma si sapeva che interessava questa zona particolare, anche perché ha investito in pieno, la centrale nucleare di Fukushima. Quindi già nella prefettura di Fukushima è stato consigliato di evacuare. Sì, sì, e poi ce li mangiamo noi, sì. In effetti avevano dato un avvertimento di livello 5 per abbondanti piogge. Quindi adesso immaginate che tutta la strada si riempie di acqua, questo terreno, dove ci sono alte radiazioni, e poi tutto questo defluire di acque va a finire nel mare. Quindi un casino, ragazzi, come sempre. Quindi non ci sta nulla da fare. Purtroppo i guai arrivano sempre, quindi stavolta secondo me un po' in più, perché diciamo le radiazioni, come ha detto Avvocatella, va a finire che ce le mangeremo noi nei pesci che poi importeranno qui in Italia. Poi sull'altro lato ci sono 2 persone uccise, ragazzi, 9 sono scomparse che non si trovano e altre 86 sono rimaste ferite in 27, comuni diversi. Quindi questo è il bilancio attuale di oggi, quindi, e dovrebbe essere questo a finale. Quindi 2 persone, mi dispiace, riposino in pace, sono state trovate morte, 9 non si trovano e 86 sono feriti e stanno in 27 comuni diversi in ospedale comunque. Quindi questo è è quello che è successo in Giappone ieri. Quindi già è un fatto positivo, lo so. Dice vabbè, sono 2 morti, 9 dispersi, sì sì, però non dimentichiamo che l'ultima volta, ragazzi, ci sono stati 12.000 morti. Quindi già che stiamo a 2 morti, questo è il record. Quindi anche se, per l'amor di Dio, mi dispiace di queste 2 persone e delle altre 9 che non si trovano, però se dobbiamo fare un calcolo matematico è andata abbastanza bene, anche perché questo Agibis era proprio un vero mostro, ragazzi, quindi diciamo era così. Il tifone difatti ha costretto anche il Gran Premio del Giappone di Formula 1 a spostare le qualifiche da sabato alla domenica mattina, poche ore prima della gara. Quindi il campionato di rugby, quello là, è stato annullato. Quindi in effetti questo super tifone ha messo in difficoltà molto il Giappone. Quindi fortunatamente ci sono stati solo pochi morti, solo 2, 9 dispersi. Male che la situazione possa degenerare, si possono dire 11 morti e gli altri feriti, quindi lo so che è brutto dirlo, ma è andata abbastanza bene per come era prevista la situazione. Quindi
86 sono i feriti. Ciao, ciao Marco, buongiorno. Quindi diciamo che il tifone Agibis sta uscendo fuori dall'isola, quindi non è più pericoloso come una volta, anche perché sta uscendo proprio, sta al confine con l'isola quasi, quindi è andato via. Ma non lo so, guarda, difatti è stato molto mostruoso, camminava a 280, anzi no, l'ultima volta che ho fatto il video stava a 300 km orari, pensa un po' quello che vento che aveva. Ieri un mio amico mi ha mandato un video dal Giappone perché lui non stava sul posto lì, stava lavorando, però non riesco a metterlo, diciamo, sul PC, non riesco a passarlo e in effetti ci stavano muri d'acqua di oltre 20 metri, quindi il mare era agitatissimo, stavano proprio i fiumi che camminavano a livello pazzesco. E quello mi ha detto questo mio amico che abita in Giappone, dice Giuseppe, è una cosa pazzesca, le onde del mare erano alte almeno 20 metri, quindi tutte le zone costiere sono state evacuate, perciò ci sono stati pochi morti, ragazzi, se no i morti a voglia che erano di più. In effetti sono stati sfollati, ragazzi, quasi 7 milioni di persone dalle coste, non uno solo, eh. Perciò diciamo stamattina 2 morti, 8, 9 dispersi e 86 feriti, perché comunque hanno obbligato evacuazione proprio immediate. Ma se no qua altro che 2 morti e 86 feriti e 9 dispersi, qua faceva come l'altra volta 12.000 morti, perché l'ultima volta che si è abbattuto un tifone qua ha fatto un casino davvero. E quello diceva il mio amico, siccome in Giappone usano mettere questi massi davanti al mare, e dice con tutti questi massi che stavano davanti tipo come una barriera, loro le mettono per lo tsunami, no? Siccome il Giappone è molto esposto a queste cose, allora loro mettono questi mattoni grandi davanti, diciamo, alla spiaggia, diciamo, ai porticcioli, e quindi le onde si vanno a infrangere prima vicino a loro. Sì, l'ho letto da qualche parte su un sito, una cosa dei strani ronzii che si sentivano nell'aria, sì. Questo l'ho letto ieri, mi pare. Poi alla fine volevo fare il video e poi non l'ho fatto più. Quindi diciamo ragazzi che nonostante stavano questi massi giganteschi, questi blocchi diciamo grandissimi, il mare saliva da sopra loro tranquillamente senza problemi. Quindi erano proprio onde, da come ha detto il mio amico, oltre 20 metri. Quindi dice una cosa spaventosa. Lui ha amici lì, lui abita, meno male che abita più lontano da dove è passato il tifone, però ha detto che la TV ha fatto vedere proprio che i camion addirittura stava l'acqua, diciamo, al finestrino, quindi cose pazzesche. In effetti le auto galleggiavano alla fine. Poi tutte le case di legno, sapete che lì che la maggior parte sono fatte di legno, sono state tutte distrutte, quindi anche le imbarcazioni che stavano davanti al porticciolo sono state tutte capovolte, tutte distrutte, quindi ci saranno molti danni qui da verificare. Quindi la maggior parte delle case, quelle là costruite in legno, sono tutte cadute per terra, anche perché lì usano fare queste case un po' tipo villette a schiera, però di legno, quindi sono proprio volate via, hanno detto. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti e come sempre ci aggiorneremo man mano. Anche se credo che questo sia l'ultimo aggiornamento, perlomeno non credo che ci siano altri danni in più, però se ci saranno faccio l'aggiornamento. Quindi adesso sto cercando di trovare un po'. Sì, sì, ci sentiamo dopo, poco adesso. Sto cercando di tentare di trovare qualche video buono, diciamo, in Giappone. Quindi sto girando un po'. Vabbè, ci sentiamo dopo, ragazzi. Buona domenica a tutti
e se riesco a trovare qualche video adatto ve lo metto, così vedete il tifone Agipis che cosa ha fatto, che cosa ha combinato, anzi.